Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. Allora, ieri, dopo tanto tempo, è arrivata finalmente l'ufficialità. Davide Nicola è il nuovo allenatore del Cagliari e vi ripeterò sommariamente quella che è la mia idea. Mm, di base sono abbastanza insoddisfatto del nome, ma non perché non ritengo Davide Nicola un bravo allenatore, perché secondo me è un bravo allenatore, ma in un determinato contesto, e non lo dico per mero pregiudizio o quant'altro, ma è proprio la sua carriera che ci dice questo. Intanto perdonatemi, sposto la luce di qua. È proprio la sua carriera che ci dice questo. Ci dice che Nicola è abile nelle salvezze e nelle salvezze in particolar modo a stagione in corso, non di certo in salvezze fatte dalla prima giornata. C'è riuscito credo soltanto con il Crotone. E visto che noi dobbiamo consolidarci e migliorarci, io al momento attuale ho forti dubbi che Nicola possa essere uno step successivo rispetto a Ranieri. Io non credo che si sia progredita la situazione, sia migliorata, ecco. Penso che stiamo esattamente sullo stesso livello, se non addirittura peggio. Ma non è che io ce l'abbia con Nicola, e non è che nemmeno che lo voglio criticare per partito preso già a luglio. Però, visto e considerato che ci aspettiamo un definitivo passo in avanti, un miglioramento netto e tangibile, io avrei puntato su altri nomi, su un altro nome in particolar modo, che è quello di Juric. Però abbiamo scelto con Nicola e quindi piena fiducia al mister. E ovviamente gli auguro il meglio e mi auguro che sia lui il primo a smentirmi. Sotto l'aspetto motivazionale non ha niente di invidiare a nessuno. Però diciamo che sotto l'aspetto tecnico forse auspicavo a un qualcosina di più. Tra l'altro, per quanto riguarda Nicola, mi sposto un attimo di qua e ve lo faccio vedere. Allora, cercando, ecco qua, cercando Cagliari Calcio e andando su notizie, compare anche un qualcosa. Allora, non compare più, perfetto. C'è la fine, Ah no, allora devo andare su OneFootball, che tanto ce l'ho qua. Dove sta calcio? No, notizie, OneFootball. Se io qua cerco Cagliari, dovrebbe comparire. Notizie. Guardate se non compare più. Eccolo. Cagliari News 24 ci riporta sotto la firma di sinceramente non so chi, però ci dice: dopo l'ufficialità di ieri riguardo il nuovo allenatore del Cagliari, Davide Nicola, arrivano anche i dettagli della trattativa che hanno portato il tecnico piemontese in Sardegna. Per l'Unione Sarda, il club rossoblù non ha pagato nessun indennizzo per liberare Nicola. Infatti l'allenatore ha rinunciato a parte dei soldi che avrebbe dovuto percepire dall'Empoli per il raggiungimento della salvezza. Tenendo conto di questo, il Cagliari e il tecnico hanno probabilmente rivisto l'accordo prima dell'ufficialità. Per me, in questa cosa, in questa notizia, c'è molto di sbagliato perché sostanzialmente tu hai aspettato e hai dato evidentemente dei soldi in più che potevi tranquillamente non dargli semplicemente perché lui si doveva liberare dall'Empoli. Ma a questo punto, se tu se volevi andare a prendere un allenatore che era già impegnato con un'altra squadra per quella mentalità, ma non ti conveniva andare a prendere uno Juric?
Perché tanto penso che a livello di costi più o meno stiamo lì. Probabilmente Juric prenderà mezzo milione in più, ma non penso che sia quel mezzo milione che ti fa la differenza. Visto anche il fatto che tu comunque, per quanto me ne possano di, i soldi all'Empoli glieli hai dati. Perché le voci che giravano sono troppe. Sono veramente troppe. Cioè, penso che sia impossibile che il Cagliari non abbia versato nessun indennizzo per Nicola. Magari non direttamente nella trattativa per farla arrivare a Cagliari, magari sta nella trattativa per Luperto. Però è palese che sia così. È palese, anche perché si è sbloccato la trattativa per Nicola e allo stesso tempo pure quella per Luperto. Quindi, e io proprio di Luperto adesso voglio andare a parlare. Perché ragazzi ha del clamoroso. Ha veramente del clamoroso. Allora, per come la vedo io è assurdo. È veramente assurdo. Allora, non trovo più la notizia. Stava qui. Ah, prima di parlare di Luperto, che se non mi scordo. Simpatico, simpatico, molto simpatico il video pubblicato dal Cagliari. Quello con Maledetta Primavera come canzone e la foto di persone un po' attempate, mettiamola così, con scritto sotto, che ne so, Luigi 23 anni e poi c'è un signore di palesemente 70 anni. Simpatiche, tutti stanno aspettando, tutti sono i tifosi del Cagliari e stanno aspettando l'annuncio del nuovo allenatore. Simpatica, mi ha strappato un sorriso, ma allo stesso tempo mi ha fatto rodere il culo perché capisco che pure il social media manager del Cagliari ha il gusto di prenderci sostanzialmente per il culo. E se arriva a farlo anche il social media manager del Cagliari, vuol dire che proprio è tutto l'ambiente che c'ha sto vizio. Comunque, Luperto, ma se può trovare, magari se scrivessi Luperto Cagliari, ok. Sempre fonte Cagliari News 24, qua c'è te chiudi, no grazie. Articolo di Nicola Melas, metto pure a tutto schermo, mi rimetto qua, perfetto. Luperto Cagliari, a breve il difensore tornerà a disposizione di Nicola, rivelata la data dell'arrivo in Sardegna. Dopo aver raggiunto l'accordo nella serata di ieri, Sebastiano Luperto arriverà a Cagliari nella giornata di lunedì 8 luglio. Per il difensore sono già organizzate le visite mediche in mattinata e arriverà anche la firma fino al 2028, quindi un quadriennale. Secondo quanto riportato da tutto Mercato Web, Luperto conoscerà i nuovi compagni già lunedì, data in cui è programmato il primo raduno sotto la guida di Davide Nicola, suo ex allenatore all'Empoli. Le cifre non sono state scritte qui, però ve lo dico, è abbastanza palese, si parla di comunque 3 milioni e mezzo, ecco qua si vede, articolo di Pianeta Lecce. Luperto Empoli, addio, i toscani incassano cifra pazzesca, e poi cifra pazzesca, cioè una telenovela, ce la faccio, una mini telenovela estiva, quella tra Luperto ed il Cagliari, con diversi intoppi relativi all'ingaggio e l'interessamento all'ultimo secondo del Torino di Cairo e Vagnati che sembravano gradire il ragazzo salentino per il posto buongiorno. Invece la fine a spuntarla dopo il lungo corteggiamento è stato proprio il Cagliari. Sull'isola troverà il suo vecchio allenatore Davide Nicola, appena approdato tra i rossoblù dopo aver risolto il contratto con i toscani del patron Corsi. Sì, vabbè. Le cifre dell'affare. Le cause dell'intoppo erano inizialmente legate all'ingaggio, ritenuto troppo basso dal giocatore e poi man mano limate per combaciare con le sue richieste. Alla fine l'accordo era stato trovato con l'aumento dell'offerta precedente di circa 300-400 mila euro di ingaggio in più. Quindi credo stiamo viaggiando sui 600-700 mila euro all'anno. Credo. Pa, pa, pa.
Alla fine però la trattativa si è sbloccata e l'Empoli realizzerà un'ottima plusvalenza vendendo il suo capitano a ben 3 milioni e mezzo di euro. Luperto è arrivato in Toscana 3 stagioni fa dal Napoli per la cifra di 2 milioni e mezzo di euro. Quindi tutta sta plusvalenza non è che l'abbia fatta in realtà l'Empoli, cioè, senza contare gli ammortamenti, eccetera, eccetera. Parlando di cifre spicce, stiamo parlando di 1 milione di plusvalenza. Non è niente di che. Quello che vuoi ricevere le nostre ultime notifiche, le ultime news? No, tifo Bari, giustamente, essendo Pianeta Lecce simpatica sta cosa. Eh, non è tanto incassare una cifra pazzesca, che 3 milioni e mezzo per Luperto li posso anche concepire. Mi sembra comunque alta come cifra. Fossi stato io non l'avrei pagato più di 2 milioni e mezzo massimo. Però posso capire che l'Empoli a meno non lo cede. Non lo avrei preso comunque, però se il Cagliari ci vuole puntare, lo posso tollerare. Quello che a me fa incazzare è esattamente questo. Mi devo rimettere per forza a tutto schermo, perché non voglio che vi spoilerò. Non vi spoilerò niente. Vediamo se questo è l'articolo. Non è questo. Questo. No, nemmeno questo. Oh, lo troverò. Vabbè, intanto ve lo faccio vedere. Così. Oristagno al Venezia a titolo definitivo. Recompra per l'Inter con una postilla. Noi della postilla di Desman ce ne sbatte il cazzo. Sostanzialmente Oristagno passerà a titolo definitivo al Venezia con un contratto di 5 anni, un quinquennale, eh, però con la possibilità di un'eventuale recompra da parte dell'Inter, specialmente nel caso in cui il Venezia dovesse di nuovo retrocedere in B, e io in quel caso lo capisco. Il problema sono le cifre. Le cifre. Perché stando a Nicolò Schira, qua non si vede, ve lo zoom io. 5 milioni. 5 milioni. Uno in più di quello che era il nostro riscatto. 1 milione in più. Un cazzo di milione in più per andarti a prendere un giocatore che con te ha fatto bene, e per quanto l'Inter avesse la recompra, e posso capirlo perché il giocatore ha talento, tu con un solo milione in più ti andavi a prendere un giocatore che con te ha fatto molto bene, ha dimostrato di poterci giocare in questo campionato, ti sarebbe costato soltanto 1 milione in più rispetto al suo reale valore, e ha 21 anni. 21. 21 anni. Cioè, ma ci rendiamo conto? Ci rendiamo conto di cosa la dirigenza si è fatta scappar via? Cioè, con tutto che noi abbiamo sempre criticato le mosse fatte insieme all'Inter perché non siamo la seconda società di nessuno e tutto quanto, l'unica operazione che l'Inter ci concede buona, noi la rifiutiamo. Cioè, ma come funzioniamo, scusate? Che senso ha questo? Per 1 milione in più. Ma io in realtà avevo letto Oristagno al Venezia a 4 milioni. Oristagno. Venezia 4 milioni.
Qua c'è scritto? No, non c'è scritto. Però c'era scritto qua. E io infatti mi ricordo di aver visto questo. No, non c'era scritto. Ok. Comunque, stando alla pagina diretta calciomercato di Instagram, ultima ora, questo è di ieri, Gaetano Ristagno si trasferirà a Venezia a titolo definitivo per il trequartista classe 2002, pronto un contratto di 5 anni. L'Inter, proprietaria del cartellino, si riserva un diritto di riacquisto per il futuro anche nel caso in cui i lagunari dovessero retrocedere in B. E secondo me più che altro è per quando se eventualmente il Venezia retrocede in B, perché poi a meno di grandi stravolgimenti io penso che Oristagno rimarrà al Venezia, ma noi ce lo siamo fatti scappare via Oristagno e come sempre, come abbiamo fatto con Dossena, come abbiamo fatto con Altare, siamo andati a rinforzare una diretta concorrente. Ditemi se è normale. Questo è il modo di agire del Cagliari, la metodologia Cagliari, una metodologia che paga, sicuramente paga. Però va bene così perché tanto siamo ancora a luglio, che senso ha lamentarsi adesso? Va bene, va bene. Se a voi piace ingoiare merda, mi dispiace per voi, ma io penso che questo comportamento è veramente inaccettabile. Sta diventando una presa per il culo continua e a me non va bene. A me non va per niente bene. Perché poi in conferenza stampa predichi bene e razzoli male. Mm, non va benissimo sta cosa. Comunque, niente ragazzi, il video finisce qui. Fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate. E detto questo, noi ci becchiamo in un prossimo video.